Un tesoro naturalistico, uno scrigno di specie marine e biodiversità per la prima volta analizzato e svelato per tutti. Si presenta come un interessante unicum scientifico ed editoriale il libro Le Tegnue dell'Alto Adriatico, valorizzazione della risorsa marina attraverso lo studio di aree di pregio ambientale, volume che nasce da una stretta collaborazione tra Museo di Storia Naturale di Venezia e ARPA Veneto, con il contributo anche di Tethys e Selk. L'opera è stata presentata mercoledì 25 agosto nella fascinosa cornice del Fontego dei Turchi, sede veneziana del Museo di Storia Naturale. Non solo un volume per specialisti, ma un libro che vuole dare a tutti la possibilità di conoscere meglio un patrimonio naturalistico senza pari, descritto con passione da Marina Vazzoler, responsabile del settore acque di ARPA Veneto. Se accettate un'immagine poetica, le tegnue, se dovessimo guardare dall'alto l'Alto Adriatico, vedremo un grande fondale beige con piccoli fiori che esplodono. Le tegnue sono delle piccole formazioni rocciose che assomigliano a dei frammenti di barriera corallina sparse nell'Adriatico sabbioso, ricche di biodiversità colorata. Un'opera che nasce dal lavoro accurato di esperti e studiosi del settore, che hanno potuto avvalersi anche della collaborazione dei pescatori. Gli stessi che in passato con le tegnue, trattenute in dialetto, hanno dovuto fare i conti ogni qualvolta le reti si impigliavano. A loro è andato il ringraziamento di Marino Carraro, commissario straordinario di ARPA Veneto. Attraverso la pesca, attraverso i pescatori che sono stati protagonisti della ricerca e hanno reso possibile la realizzazione di questo libro, perché hanno fornito le loro conoscenze di questi siti e quindi hanno consentito di non effettuare indagini particolarmente approfondite, perché loro conoscevano quei luoghi in maniera molto approfondita, e quindi colgo l'occasione anche per ringraziarli per il loro contributo. A spiegare come è nato questo volume, che fornisce un quadro unico e inedito della morfologia e della vita che si svolge attorno alle tegnue, è stato Luca Mizzan, del Museo di Storia Naturale, curatore della pubblicazione. È stato un lavoro molto complesso e anche molto lungo, perché è un libro che raccoglie anni di lavoro, di ricerche in mare, con sezioni molto diverse, geologica, mineralogica, biologica, botanica, e quindi mettere insieme un lavoro così complesso fatto da diversi autori è stata una cosa abbastanza faticosa e lunga. Mizzan ha anche evidenziato la straordinarietà del libro Le Tegnue dell'Alto Adriatico. È il primo lavoro che riguarda l'intera costa del Veneto, per il numero di siti studiati, il fatto di averlo fatto in contemporaneità, quindi nello stesso momento, e quindi avere un'immagine che sia veramente sovrapponibile, e per anche il numero di persone e quindi la completezza dello spettro di indagine, che appunto va da quella geologica a quella biologica. Un libro, insomma, che assume un valore non solo scientifico, ma che dà un forte contributo a una coscienza più puntuale di un tesoro che si trova sotto le onde dell'Adriatico.